In Italia la curva del contagio cresce, ma lentamente, merito del senso di responsabilità di chi rispetta le norme su distanziamento e mascherine, ma soprattutto, spiega il professor Andrea Crisanti, del metodo con cui andiamo a caccia del virus. La differenza tra l'Italia e gli altri paesi è fondamentalmente questa, che mentre gli altri paesi fanno esclusivamente contact tracing, e quindi isolamento dei contatti e test sui contatti, noi facciamo una cosa diversa che si chiama network testing, cioè all'interno della rete di contatti di una persona cerchiamo di testare tutti, indipendentemente da quello che la persona ci ha detto che ha incontrato, e questo sicuramente è molto più efficace. Il lavoro sarebbe più semplice se tutti utilizzassimo l'app Immuni. Purtroppo l'app Immuni non è stata apprezzata, anzi colgo qui l'occasione per invitare tutti quanti a scaricarla. Rispetto al tema dei bambini che risultano quasi sempre negativi al tampone, Crisanti difende i pediatri. I pediatri non hanno scelta, quindi è inutile che le USL si lamentano. Dovrebbero in qualche modo cercare di agire per modificare la circolare del governo. È inutile che ci stiamo a lamentare, la legge è questa. Gli stadi, infine, devono restare chiusi o quasi. Io penso che la riapertura degli stadi è un triplo salto mortale senza rete in questa condizione. Già abbiamo riaperto le scuole, sono iniziate tutte le attività produttive, ci vorranno ancora 2 o 3 settimane per capire qual è l'impatto. L'unica possibilità è una riapertura parziale e molto graduale.